Il Raffadali c'è, gioca un buon calcio e batte con merito il Canicattì. Vittoria netta della squadra di Gaetano Longo che rimane imbattuta e sale a quota 7 in classifica. I biancorossi sono invece alla ricerca di una vera identità, un solo pareggio in 3 partite. I padroni di casa partono subito forte e al 7° minuto sbloccano il derby. L'ex Gemini Tabasso gonfia la rete. Il Raffadali balla il tango argentino perché il 2-0 lo realizza Ariel Ojeda al 25°. Ospiti senza mordente ed ancora senza un vero gioco, i gialloverdi comandano la partita e non corrono mai seri pericoli. Nella ripresa il copione è sempre lo stesso, il Canicattì alza il baricentro alla ricerca della rete e riapre partita che però arriva nel finale all'81° con Spitaleri. Biancorossi all'arrembaggio ma Consiglio li punisce in contropiede e chiude il match. Finisce 3-1. Le interviste del dopogara di Fabiola Montana Lampo. Soddisfatto della prova della sua squadra? Sì, penso che alla fine il risultato sia stato meritato. Abbiamo incontrato una squadra diciamo, che ha fatto del suo carattere diciamo, il forte della partita. È una buona squadra e noi forse abbiamo fatto l'errore sul 2-0 di sottovalutarla un pochettino, però tutto sommato l'importante era vincere questa partita e penso che l'abbiamo vinto meritatamente. L'unica colpa che possiamo avere è diciamo, di averla tenuta aperta diciamo, sino a 10 minuti dalla fine. Che partita è stata? Allora, è stata una partita e purtroppo il primo tempo è stato migliore anche per il Raffadali, è stata quasi equilibrata. E purtroppo le persone più esperienti da noi siamo una squadra giovane e troppo inesperiente, purtroppo 2 tiri sono stati 2 gol, una punizione e un'ingenuità della difesa. Quali sono gli obiettivi dei Raffadali? L'obiettivo è quello di centrare i playoff, per l'organico che abbiamo è giusto che diciamo, questa squadra riesca a centrare i playoff, altrimenti diciamo, ha fallito il campionato.